Celebriamo oggi la solennità di Cristo Re e Signore dell'universo. Guardiamo a Lui come al Re Pastore che si prende cura delle sue pecore, ma anche al Re Giudice che esprime un giudizio definitivo sulla carità. In questa celebrazione, presieduta dal Vescovo diocesano Giovanna Scarabel della parrocchia di San Giacomo di Veglia, consacrerà la sua vita al Signore, entrando a far parte dell'Ordo Virginum. Accompagniamo la processione d'ingresso con il canto che troviamo nella pagina del libretto Via, Vita e Verità.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi confratelli sacerdoti, diaconi, consacrati, consacrate, in particolare vergini consacrate, fedeli tutti, vi saluto. Siamo un momento bello della nostra diocesi, la giornata di Cristo, Re dell'Universo. Consacriamo nell'Ordo Virginum una battezzata della nostra diocesi, Giovanna. Prepariamoci a vivere bene, nel modo migliore, questo momento con gratitudine, riconoscenza, fiducia nel Signore, speranza e invocazione. Anzitutto chiediamo che il Signore purifichi i nostri cuori, li renda disponibili, attenti e accoglienti alla sua grazia. Signore, accorda a noi il tuo perdono. Contro te abbiamo peccato. Mostraci la tua misericordia e noi saremo salvati. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Per la tua gloria immensa noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pasco minimus, bone voluntatis. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, gloria. Et in terra pace, buone volontà. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna, come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio. Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome, per il suo amore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro Padre Davide. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?» E il Re risponderà loro: «In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me». Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato o straniero, o nudo o malato in carcere, e non ti abbiamo servito?» Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore.
Inizia ora il rito di consacrazione delle vergini. Giovanna esprimerà pubblicamente nella Chiesa la scelta di vita che ha compiuto. Giovanna, dopo la chiamata, porrà il cero acceso sopra l'altare per esprimere la sua totale appartenenza a Cristo. Si presenti Giovanna Scarabel della comunità parrocchiale di San Giacomo di Veglia per ricevere la consacrazione virginale. Mi hai chiamato, eccomi, Signore. Vieni, figlia, il Signore, per mezzo del mio umile ministero, confermi il proposito del tuo cuore. A te vengo, Dio fedele, nelle tue mani è la mia vita. Siamo alla fine dell'anno liturgico, nella solennità di Cristo, Re dell'universo. E le letture che abbiamo ascoltato anticipano già il tema del prossimo avvento, e cioè la venuta. San Paolo ci dice che alla sua venuta, cioè alla venuta di Cristo, risorgeranno con Lui quelli che sono appunto di Cristo. E il Vangelo di Matteo ci parla di quando verrà il Figlio dell'uomo. Le letture di oggi ci pongono quindi già nell'atteggiamento di chi sa di dover attendere una venuta, o meglio, ci fanno prendere coscienza più chiaramente di ciò che noi intendiamo dire ogni volta che, partecipando all'Eucaristia, ripetiamo nell'attesa della tua venuta, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. 3 buone notizie ci danno le letture di oggi. Anzitutto ci dicono che la conclusione della nostra storia personale e della storia dell'intera umanità non sarà il nulla, la scomparsa di tutto, bensì un incontro, l'incontro tra noi e il Figlio dell'uomo, morto e risorto, l'incontro con uno che ha dato la sua vita per noi. In secondo luogo, ci viene data la buona notizia che questa venuta sarà una venuta di risurrezione e di vita, nella quale l'ultimo nemico, così lo chiama San Paolo, il più terribile, cioè la morte, sarà annientato. In Cristo tutti riceveranno la vita. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. È una venuta dunque di vita, di risurrezione, di vittoria sulla morte. In terzo luogo, le letture ascoltate ci dicono che questo incontro
con Cristo risorto dai morti sarà anche il luogo dove si evidenzierà se siamo di Cristo, se apparteniamo a Lui oppure no. Ma, e questa è la buona notizia, ciò su cui si valuterà questa appartenenza non sarà qualcosa di irrealizzabile o particolarmente difficile, ad esempio aver accumulato grandi ricchezze, l'aver raggiunto una grande cultura o grandi successi, o essere particolarmente forti, belli, sani, robusti e così via. No. Ciò su cui si valuterà questa appartenenza a Cristo sarà l'amore. Intendendo bene questa parola, non solo cioè come un sentimento, ma anche come ciò che questo sentimento fa germogliare e fiorire, cioè atti concreti di amore, opere concrete di misericordia. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, ero ammalato, siete venuti a trovarmi e così via. Tutte cose, se ci pensiamo, alla portata di ciascuno di noi. Tanto più che Gesù non indica un livello minimo, che so io, dar da mangiare almeno per 500 euro. No, tutto quello che avrete dato. Anche solo un bicchiere d'acqua, dice in un altro luogo, non resterà senza ricompensa. Occorre però ricordare anche una quarta cosa: far sì che questi gesti o atti concreti di amore germoglino, fioriscano e portino frutto, non sempre è la cosa più facile di questo mondo. Quante volte, lo sappiamo per esperienza, ci siamo impegnati a voler fare il bene e poi abbiamo scoperto la fatica o addirittura l'incapacità di compierlo concretamente o di perseverare nel compierlo. Perché? I motivi sono tanti, perché magari le situazioni sono complicate e noi vorremmo risolvere la situazione di difficoltà in 4 e 4/8 e non riuscendoci diciamo: ma allora non è possibile far niente, non ne sono capace, è impossibile. Quante volte ci imbattiamo in questa difficoltà? Oppure perché quando mi metto a fare il bene mi imbatto con persone concrete che non sempre sono simpatiche. La caratteristica dei poveri e dei bisognosi è che non sempre sono bravi, buoni, simpatici. E allora diciamo: questo sì, ma quell'altro assolutamente no. E cominciando così si va poco lontano. Oppure più semplicemente e banalmente ancora, come dico spesso, perché dopo un po' che facciamo del bene, mettendo in atto il desiderio di bontà che normalmente c'è nel nostro cuore, ci diciamo: ma insomma tocca sempre a me. Oppure non ho più voglia. Tutte cose che abbiamo sperimentato, le conosciamo bene. Che cosa ci aiuta a perseverare nel bene, a compiere quei gesti, quegli atti concreti di bontà, di misericordia, di generosità, grazie ai quali Gesù ci dirà: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi? Che cosa ci aiuta a tener viva la speranza? Perché se non c'è la speranza, quei gesti concreti non li compiamo, smettono subito. Ci possono aiutare tante cose. Anzitutto lo Spirito Santo, che non è una cosa, ma è Dio stesso. Lo Spirito che il Signore ci ha donato e continua a donarci con i Suoi doni, la sapienza, dell'intelletto, del consiglio, della fortezza, cioè della perseveranza. Quello Spirito che con i Suoi doni ci aiuta a discernere, a comprendere, a vedere e a fare il bene. Non dimentichiamo mai
questo grande dono. Stamattina lo dicevo ai cresimandi, è un dono grande, che certo non ti prende per il collo, ma c'è, ispira, sostiene, riscalda, illumina. Ci aiuta la parola del Signore, ci aiutano i sacramenti, ma ci aiutano anche delle persone, dei battezzati o delle battezzate che il Signore ci manda come segno concreto che è realmente possibile riconoscerlo, che è realmente possibile attendere la sua venuta, che è realmente possibile mantenere viva la speranza e proprio per questo anche la carità. Tra queste figure ci possono essere anche un amico, una persona conoscente, un vicino di casa, il prete, il vescovo, ma certamente tra queste figure ci sono le vergini consacrate. Ci sono le vergini consacrate. Leggo un passaggio, il testo che ancora 10 anni fa abbiamo preparato per la formazione, e quasi come regolamento per il nostro piccolo drappello di vergini consacrate, dice molto bello, dice così: la vita consacrata, certamente anche quella delle religiose o dei religiosi, ma certamente quella delle vergini consacrate, che è la forma più antica per certi aspetti della consacrazione, della vita consacrata. La vita consacrata annuncia e anticipa il tempo futuro, quando, raggiunta la pienezza del regno dei cieli, che già ora è presente in germe e nel mistero, i figli della risurrezione non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli di Dio. Il Concilio Vaticano II afferma che la consacrazione meglio preannuncia la futura risurrezione e la gloria del regno celeste. Incarnata nella realtà del mondo, non volando fuori, dentro, quindi prendendosi cura anche dei poveri concretamente, quegli atti di misericordia che Gesù ci ha ricordato, incarnata nella realtà del mondo, ma con lo sguardo costantemente rivolto ai beni eterni, la Vergine consacrata tiene viva la memoria e il desiderio dei cieli nuovi e della terra nuova, diventandone primizia e anticipazione in virtù della sua stessa consacrazione. E finisce dicendo: la Vergine consacrata, che con la sua vita testimonia i beni futuri, diventa un annuncio profetico per tutto il popolo di Dio. Un testo molto bello, ma soprattutto denso di una ricchezza che può dare realizzazione e pieno compimento alla vita di una persona. Sì. Questo, una consacrata non è una persona realizzata a metà, ma una persona pienamente realizzata. E cara Giovanna, noi siamo qui per accompagnarti in questa consacrazione. Siamo qui per pregare perché ciò che tu oggi compi trovi attuazione perseverante lungo tutta la tua vita, in modo da dare ad essa quell'appartenenza a Cristo che diventerà salvifica, certamente salvifica per te, ma anche segno di speranza e di testimonianza convincente per tutta la nostra Chiesa. Il Vescovo rivolgerà a Giovanna alcune domande che identificano i principali contenuti ed impegni della vita consacrata nell'Ordo Virginum. Rispondendo alle domande del Vescovo, Giovanna manifesterà la libertà e la consapevolezza della sua scelta a servizio della Chiesa per tutta la vita. Al termine, l'Assemblea renderà grazie a Dio. Figlia carissima, vuoi perseverare nel proposito della santa verginità a servizio del Signore
e della Chiesa fino al termine della tua vita? Sì, lo voglio. Vuoi seguire Cristo come propone il Vangelo perché la tua vita sia una particolare testimonianza di carità e segno visibile del regno futuro? Sì, lo voglio. Vuoi essere consacrata con solenne rito nuziale a Cristo, Figlio di Dio e nostro Signore? Sì, lo voglio. Rendiamo grazie a Dio. Ora tutta la Chiesa si rivolgerà al Padre implorando l'intercessione della Vergine, di tutti i santi ed in particolare delle sante che hanno vissuto in maniera esemplare la loro dedizione virginale a Cristo Sposo. Giovanna si prostrerà in segno di umiltà e di totale fiducioso abbandono a Dio. Preghiamo Dio Padre Onnipotente per mezzo di Cristo, suo Figlio e nostro Signore, perché effonda la grazia dello Spirito Santo su questa figlia che Egli si è scelto per consacrarla nella vita virginale. Intercedano per noi la Beata Vergine Maria e tutti i santi. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi. San Michele, Prega per noi. Santi angeli di Dio, Pregate per noi. San Giovanni Battista, Prega per noi. San Giuseppe, Prega per noi. Santi Pietro e Paolo, Pregate per noi. Sant'Andrea, Prega per noi. San Giovanni, Prega per noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, Pregate per noi. Santa Maria Maddalena, Prega per noi. Santi discepoli del Signore, Pregate per noi. Santi Stefano e Lorenzo, Pregate per noi. Sante Perpetua e Felicità, Pregate per noi. Sant'Agnese, Prega per noi. Santa Augusta, Prega per noi. Santa Maria Goretti, Prega per noi. Santi Martiri di Cristo, Pregate per noi. San Giacomo, Prega per noi. Sant'Ambrogio, Prega per noi. Sant'Agostino, Prega per noi. San Tiziano, Prega per noi. Sant'Antonio, Prega per noi. San Girolamo, Prega per noi. San Martino,
per noi. San Benedetto, Prega per noi. Santi Francesco e Domenico, Pregate per noi. San Rocco, Prega per noi. Santa Macrina, Prega per noi. Santa Monica, Prega per noi. Santa Scolastica, Prega per noi. Santa Chiara, Prega per noi. Santa Caterina da Siena, Prega per noi. Santa Teresa d'Avila, Prega per noi. Santa Rosa da Lima, Prega per noi. Santa Teresa di Gesù Bambino, Prega per noi. Santa Bertilla, Prega per noi. San Giovanni XXIII, Prega per noi. San Paolo VI, Prega per noi. San Giovanni Paolo II, Prega per noi. Beato Giovanni Paolo I, Prega per noi. Beato Giuseppe Toniolo, Beato Cosma Spessotto, Beata Giuliana di Collalto, Beato Claudio Granzotto, Prega per noi. Beato Luigi Tezza, Prega per noi. voi tutti santi e sante di Dio, Pregate per noi. nella tua misericordia, Salvaci, Signore, da ogni male e da ogni peccato, salvaci, Signore, dalla morte eterna, salvaci, Signore, per la tua incarnazione, salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore. noi peccatori ti preghiamo, Ascoltaci, Signore. conforta e proteggi Papa Francesco, il Vescovo Corrado e tutti i pastori della Chiesa. Ascoltaci, Signore. Custodisci e ravviva nella tua Chiesa la fiamma della verginità consacrata. Ascoltaci, Signore. conferma in tutti i tuoi fedeli la speranza della risurrezione e della vita eterna. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Accresci in numero e merito coloro che seguono la via dei consigli evangelici. Ascoltaci, Signore. Ricompensa con i tuoi doni i genitori e i familiari di questa nostra sorella.
Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questa nostra sorella scelta per il tuo servizio. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. ascolta, o Dio, la preghiera della tua Chiesa e guarda con bontà questa tua figlia. Tu, che l'hai chiamata per un disegno d'amore, guidala sulla via della salvezza eterna, perché cerchi sempre ciò che a te piace e con fedeltà assidua e vigilante lo porti a compimento. Per Cristo nostro Signore. Accogli, o Padre, il mio proposito di castità perfetta alla sequela di Cristo. Lo professo davanti a te e al tuo popolo con la grazia dello Spirito Santo. O Dio, che ti compiaci di abitare come in un tempio nel corpo delle persone caste e prediligi le anime pure e incontaminate, tu hai voluto restaurare la natura umana corrotta nei nostri progenitori dall'insidia diabolica e non solo l'hai riportata all'innocenza delle origini, ma per mezzo del tuo Verbo nel quale è stato creato l'universo hai innalzato a immagine degli angeli coloro che sono per condizione mortali e li hai resi capaci di anticipare in sé l'esperienza del regno futuro. Volgi ora lo sguardo, Signore, su questa tua figlia, che nelle tue mani depone il proposito di verginità di cui sei l'ispiratore, per farne a te un'offerta devota e pura. Tu hai riversato su tutti gli uomini la grazia del tuo amore e da ogni popolo della terra hai raccolto come infinito numero di stelle i tuoi figli nati non dalla carne e dal sangue, ma dallo Spirito, per farne gli eredi del nuovo patto. E hai riservato ad alcuni tuoi fedeli un dono particolare scaturito dalla fonte della tua misericordia. Alla luce dell'eterna sapienza hai fatto loro comprendere che mentre rimaneva intatto il valore e l'onore delle nozze, santificate all'inizio dalla tua benedizione secondo il tuo provvidenziale disegno, dovevano sorgere donne vergini che pur rinunziando al matrimonio aspirassero a possederne nell'intimo la realtà del mistero. Così tu le chiami a realizzare, al di là dell'unione coniugale, il vincolo sponsale con Cristo di cui le nozze sono immagine e segno. Guida e proteggi, Signore, questa nostra sorella, che implora il tuo aiuto nel desiderio ardente di essere fortificata e consacrata dalla tua benedizione. Sii tu la sua costante difesa, perché il maligno, astuto insidiatore delle migliori intenzioni, non offuschi in un momento di debolezza la gloria della castità perfetta
e distogliendola dal proposito virginale non rapisca il pregio della fedeltà che dà splendore anche alla vita coniugale. Concedi, o Padre, per il dono del tuo Spirito, che sia prudente nella modestia, saggia nella bontà, austera nella dolcezza, casta nella libertà, fervente nella carità, nulla anteponga al tuo amore. Viva con lode senza ambire la lode. A te solo dia gloria nella santità del corpo e nella purezza dello spirito. Con amore ti tema, per amore ti serva. Sii tu per lei la gioia, l'onore e l'unico volere. Sii tu il sollievo nell'afflizione. Sii tu il consiglio nell'incertezza. Sii tu la difesa nel pericolo, la pazienza nella prova, l'abbondanza nella povertà, il cibo nel digiuno, la medicina nell'infermità. In te, Signore, possieda tutto, poiché ha scelto te solo al di sopra di tutto, per il nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, salga a te eterna lode, o Padre, nei secoli dei secoli. Possiamo sedere. Alla Vergine ormai consacrata viene consegnato l'anello nuziale, segno dell'unione eterna di Cristo sposo con la Chiesa sua sposa. Successivamente il Vescovo le consegnerà il libro della liturgia delle ore, segno del primato della vita contemplativa, fatta in unione e a nome della Chiesa. Le altre vergini salgono all'altare con la neo consacrata. Giovanna, ricevi l'anello delle mistiche nozze con Cristo e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo, perché tu sia accolta nella gioia del convito eterno. Amen. Ricevi il libro della liturgia delle ore, la preghiera della Chiesa risuoni senza interruzione nel tuo cuore e sulle tue labbra, come lode perenne al Padre e viva intercessione per la salvezza del mondo. Amen. Già sposa di Cristo, sposa per sempre nel Figlio di Dio, canta a Lui tutto il tuo amor, la sua luce in te brillerà. Alleluia. Ci alziamo in piedi per la professione di fede. Credo, Signore, amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo, Signore, amen.
Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo, Signore. Amen. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Credo, Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e della Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria al suo nome, per il
Ti offriamo, o Padre, il sacrificio di Cristo per la nostra riconciliazione e ti preghiamo umilmente il tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu, con olio di esultanza, hai consacrato sacerdote eterno e Re dell'universo il tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso immacolata vittima di pace sull'altare della croce, portò a compimento i misteri dell'umana redenzione. Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche della nostra sorella Giovanna, che oggi ha unito a te nella consacrazione virginale, perché serva te e il tuo popolo con le lampade dell'amore e della fede sempre accese, nell'attesa del Cristo sposo e Signore. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Oh. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello venuto dal cielo a nostra salvezza, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello, o Signore.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel regno dei cieli, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti attraverso la Tenda TV e Radio Palazzo Carli. Oggi, festa di Cristo Re, tradizionalmente anche la giornata del seminario, una giornata di preghiera, di sensibilizzazione a questa chiamata di consacrazione che è il ministero ordinato, e anche di aiuto economico, naturalmente. Stamattina ero a San Vendemiano, oggi a mezzogiorno e mezzo, l'una, e c'era l'assemblea regionale degli scout, erano 350, era un numero enorme, e ho ricordato appunto che è la giornata del seminario, e ho detto c'è anche una consacrazione oggi pomeriggio di una Vergine consacrata. Guardate che non è proibito che uno scout possa essere chiamato al ministero ordinato, alla vita consacrata, alla vita religiosa, ci sono tante ragazze giovani. Ecco, non è proibito, e così lo dico anch'io in questo momento. Ecco, la consacrazione di una Vergine consacrata nella giornata anche in cui ricordiamo anche il nostro seminario, mi pare che sia uno stimolo, uno spunto spirituale di tutta grandezza. Ecco, e credo che certe vocazioni nascono anche dal vedere che c'è qualcuno che lo fa, e perché no anch'io. Se qualcuno sentisse questo nel cuore, non lo mandi via come una tentazione, ma come un'ispirazione dello Spirito, certamente da verificare, ma da non scartare. Ecco, credo che sia questo da dire, e mi permetto di ricordarlo perché ne abbiamo bisogno, come voi ben vi rendete conto. Concludiamo questa intensa celebrazione domandando la benedizione del Signore su Giovanna, evidentemente, ma anche su tutti noi che abbiamo partecipato. Il Signore sia con voi. Dio Padre Onnipotente, che ha posto nel tuo cuore il santo proposito della verginità, lo custodisca sempre con la sua protezione. Il Signore Gesù Cristo, che ti ha unito a sé con il vincolo sponsale, renda feconda la tua vita con la forza della sua parola. Lo Spirito Santo, che discese sulla Vergine e che oggi ha consacrato il tuo cuore, ti infiammi di santo ardore al servizio di Dio e della Chiesa. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Al termine del canto siamo invitati a fare festa con Giovanna presso i locali del seminario vescovile.